L'intera comunità di Realmonte ha partecipato nei giorni scorsi a riti della Settimana Santa, liberi dalla pandemia, dopo le restrizioni degli scorsi anni. Una folla composta ha seguito Giovedì Santo dopo la Santa Messa in Cena Domini celebrata da Don Fabio Majorana nella chiesa di San Domenico, a cui è seguita la lavanda dei piedi, la processione tra le viuzze del centro storico. Una folla silenziosa con la preghiera ha seguito la Madonna Addolorata e Gesù, conclusa con l'incontro nel cuore del paese. Altro momento toccante dei riti pasquali con la Via Crucis. È giunto al Calvario, ha assistito alla crocefissione di Gesù Cristo. La sera, dopo la deposizione in processione, i fedeli hanno raggiunto la chiesa per la sepoltura. La settimana santa della città di Realmonte, caratterizzata dalla presenza dei lamentatori e dei cantori che seguono la passione di Gesù, interpretando i canti centenari dei contadini in latino e siciliano che si tramandano da padre in figlio, e sono i componenti della Pia Confraternita della Croce guidati da Alfonso Farrugia. Gli stessi lamentatori il giorno di Pasqua esulteranno attraverso l'incontro del Cristo risorto con la Madre Maria, legate ai riti pasquali. Con le consorelle dell'Addolorata la settimana santa si concluderà nella giornata pasquale con la resurrezione. Anche quest'anno Realmonte promuove il territorio con la tradizione e la cultura, nello specifico con la Settimana Santa che viene promossa ogni anno da più di 100 anni dalle Pie Confraternite della Croce. Io qua accanto a me ho il presidente che si occupa di organizzare in modo minuzioso e dettagliato la processione, i canti, insomma tutto quello che parla di noi, di Realmonte e di fede e di tradizioni. Lo abbiamo detto più volte, Realmonte vuole andare nella strada della bellezza e questa per noi è bellezza. Bellezza significa promuovere un territorio attraverso i monumenti che ha, attraverso una crescita infrastrutturale, ma anche e soprattutto attraverso le tradizioni e la cultura. La confraternita si occupa dell'organizzazione della Settimana Santa, si occupa anche nell'isbrigare le preparazioni delle vare, dei simulacri e quant'altro da oltre 100 anni e continuiamo a farlo come lo facevano 100 anni fa, sempre con i metodi antichi, con i canti che sono ultracentenari, le lamentazioni, con i due gruppi, Signorara e Madonnara, canti in latino e in siciliano. Ci sforziamo di tenere forti le nostre radici. Fino adesso ci siamo riusciti e che il Signore ci guidi e riusciremo sicuramente a trattenere queste tradizioni.